Mi presento, sono Luigi Mariani, sono direttore di Venezia Channel e questa sera sono qui insieme con voi per guidarvi in un percorso. Qui al mio fianco ho Marco De Martì. Questo secondo me è un po' quello che potrebbe essere il futuro per le nostre aziende, cercare di essere un po' meno agricoltori e un po' più imprenditori anche dal punto di vista del marketing, dell'immagine, della presentazione dell'azienda e del prodotto stesso. Eros Zago. Noi dobbiamo anche far incontrare un po' quella che è la domanda e l'offerta nei terreni agricoli, nelle residenze, nelle possibilità appunto di acquisire nuove proprietà. E tu hai su questo creato una piattaforma molto interessante. Sì, no? Tenuti Agricole 24, un portale che rappresenta un po' le compravendite esclusivamente terreni, vigne e tenute agricole e cantine. Dobbiamo cercare di creare un'identità e una unicità sul prodotto che realizzate. Al tavolo qui abbiamo anche Mario Stramazzo, giornalista. Se voi guardate ci sono non so quante parole, pochissime, no? Però non è champagne se non è della Champagne, fine. Cioè loro individuando il loro territorio hanno già detto tutto. Edoardo D'Annego. Una bottiglia di champagne costa sui 80-100 euro e una bottiglia d'acqua 30 centesimi, però c'è qualcuno che è riuscito a venderla a 7 euro, 8 euro. Si chiama Ferragni, da blogger. Come trasformiamo in questo caso l'acqua, arrivare ad un costo che si avvicina a quello del vino, perché lei ci è riuscita, non vedo perché con il vino non si possa fare. Stasera volevo parlare di social TV. YouTube oggi è uno dei motori di ricerca più sfruttati. E perché? Perché si vuole avere, come dire, un'informazione che non sia solamente di parole ma di immagini, perché noi oggi possiamo fare la social TV con poche risorse. Andiamo a bere. Grazie ancora. Grazie.